Bagno di folla stamani a Raffadali in occasione della presentazione del libro su Totò Cuffaro scritto da Simone Nastasi, dal titolo Cuffaro, tutta un'altra storia, la verità sul processo al presidente dei siciliani. Il libro è edito da Bonfirraro Editore. Un Totò Cuffaro emozionato a vedere tutta quella gente, tanti amici, amministratori locali, ex compagni di partito, provenienti da tutta la Sicilia, che stamani hanno ritenuto di presenziare all'evento, sapendo anche di una sua presenza, dopo 5 anni di carcere a Re Bibbia per scontare la sua pena. Ho sentito il dovere di presenziare perché questo giornalista scrittore che non conosco si è presa il compito e la fatica di rileggere le carte processuali, ha scritto un libro, per cui credo che sia giusto che io quantomeno rispetti l'impegno di questo scrittore e giornalista che, ripeto, ho conosciuto soltanto l'altro ieri, che con la mia presenza in qualche modo onori il suo impegno. A presentare il libro sugli atti processuali di Totò Cuffaro la dirigente scolastica Agata Gueli, che ha moderato l'evento insieme all'editore Salvatore Bonfirraro, del sindaco e fratello Silvio Cuffaro, Stefano Gullo, ex sindaco di Ribera, Simone Nastasi, autore, avvocato Quattrocchi penalista e l'avvocato Giuseppe Scozzari. Ho letto il libro, ma ho seguito tutto il processo dalla stampa ovviamente e io credo che tante smagliature in questo processo, nessuno vuole fare un processo nel processo, sia ben chiaro. Una riflessione critica però fa bene, perché molte volte la verità processuale è ben diversa dalla verità reale, quella vissuta da chi è sotto processo. Entrare nella macchina della giustizia è una cosa drammatica e lo dice chi conosce bene i meccanismi della giustizia in un paese in cui è complicato capire perché tu vai a finire dentro, visto che nessuno a volte ti dice perché sei dentro.